Il Follonica vince la prima partita su 4 contro il Sarzana, era il ritorno dei play-in 3-2, però insomma c'è stata battaglia fino alla fine. Sergio Festa, credo ci sia un pizzo di delusione perché per l'andamento del match insomma siete rimasti in gara fino alla fine. Buonasera a tutti, sì, effettivamente c'è delusione, rammarico per la quantità di gol che ci siamo mangiati purtroppo, però c'è solo da fargli un plauso a questi ragazzi per la tenacia che ci hanno messo stasera. Siamo partiti male, ma insomma la squadra ha saputo reagire alla grande. Non è facile venire in una pista difficile come il Capannino sapendo che devi vincere per forza, i primi 5 minuti andare sotto 2-0 e rimanere attaccato alla partita, mettere in difficoltà, e sono convinto che se fossimo andati noi dopo sul 3-2 probabilmente sarebbe stato tutto diverso. Senti, la formula dei play-in è particolare perché non vi bastava il pareggio, anche se in stagione alla fine insomma l'equilibrio tra Follonia e Sarzana è stato evidente. Sì, sì, no, beh, ma stasera, come in tutte le partite, sono due squadre che si equivalgono e infatti sono state tutte partite equilibrate. È chiaro che stasera noi dovevamo vincere per forza, loro potevano gestire un pelino meglio, poi ripeto, con l'avvio dei primi 4-5 minuti con il 2-0 di vantaggio, viene da pensare che insomma una squadra molla, perché poi eravamo costretti a fare almeno 3 gol per vincere la partita, ma in realtà noi avevamo studiato, programmato e mentalmente eravamo pronti per affrontare questa partita, e nonostante fossimo andati sotto all'inizio abbiamo dimostrato che eravamo in grado di ribaltarla e di portarla a casa.